E adesso parliamo di alta velocità perché abbiamo avvicinato l'assessore regionale alla mobilità del Veneto Renato Chisso. Sentiamo a proposito che cosa ci ha detto. Guardate, tanto inquadriamo il problema dell'alta capacità. Per alta capacità noi cosa intendiamo? I binari attuali sono due binari, contengono hanno una capacità di 250 treni al giorno. Oggi vengono utilizzati per circa 220-225 treni al giorno. Se noi proiettiamo lo sguardo più in là nel tempo, con l'aumento del traffico, quello sull'autostrada, quello su gomma, anche la terza corsia che ormai è in costruzione porterà dei benefici al massimo nei prossimi 10 anni. E dopo cosa succederà? Dopo abbiamo la necessità di trasferire, per quanto possibile, e noi ci crediamo, traffico dalla gomma al ferro, farli correre su treni ferroviari, su treni. Ma per far questo c'è bisogno di un'ulteriore infrastruttura, c'è bisogno del raddoppio degli attuali due binari, e quindi a noi serve il quadruplicamento. Dove farlo correre? Allora ci sono varie possibilità, le tre. La prima è quello farlo correre in affiancamento all'attuale terza corsia che è in costruzione, ma lì è impensabile oggi, visto che dobbiamo produrre lo studio preliminare entro metà del prossimo anno, farlo correre lì perché ormai i lavori sono partiti e poi c'è una forte urbanizzazione vicino all'autostrada. Di fatto lì con la terza corsia non ci sta più gli altri due binari.